Noi proponiamo sul mercato il nostro Ravater Mix PSX e ci piace definirlo con questo slogan, il grigio che fa la differenza, in quanto è un polistirene espanso estruso, quindi un XPS di nuova generazione, che ha un lambda, quindi una conducibilità termica pari a 0,030 per spessori inferiori ai 60 mm e 0,031 per spessori superiori ai 60 mm, ha una resistenza a compressione fino a 700 kPa. La sua particolarità è che all'interno della matrice dell'XPS, quindi all'interno della matrice del polistirene estruso, è presente soltanto aria additivata però con particelle di carbon pure, ovvero di carbone amorfo. Da questo deriva una colorazione grigio naturale. Cosa produce l'utilizzare queste particelle di carbone amorfo? In sostanza sono delle particelle termoriflettenti all'interno delle celle che permettono di attenuare i raggi infrarossi e di conseguenza una parte dell'energia che incide sulla struttura viene riflessa. In questo modo si ha un sensibile aumento del potere isolante. Sostanzialmente con il nostro prodotto isoliamo a pari spessore fino al 15% in più rispetto agli altri XPS presenti sul mercato. Oppure una scelta che può fare anche eventualmente il progettista o l'impresa, può utilizzare, mantenendo inalterata quello che deve essere la trasmittanza della struttura da isolare, si può utilizzare sostanzialmente uno spessore inferiore. Quindi questo permette di avere anche un risparmio in termini di costo. Noi proponiamo sul mercato il nostro Ravater Mix PSX in 3 varianti di resistenza ai carichi a compressione. Quindi proponiamo il 300 kPa, il 500 kPa e il 700 kPa. Le applicazioni del nostro prodotto sono innumerevoli e interessano sostanzialmente tutte le parti dell'edificio, sia che durante la nuova costruzione che durante eventualmente una ristrutturazione. Il 300 kPa si utilizza per l'isolamento di pareti seminterrate, per l'isolamento dei solai di interpiano, all'interno dell'intercapedine nelle murature a cassetta, per isolare le coperture, sia esse piane sia esse inclinate, coperture che possono essere in latero cemento o comunque tetti in legno. Inoltre, per il 300 kPa abbiamo anche una versione ETIX, che è una versione da cappotto senza pelle di estrusione, che può essere utilizzata oltre che per il cappotto termico anche per la zoccolatura e per la correzione dei ponti termici. Avendo una superficie ruvida, chiaramente è un pannello che ha un aggrappaggio molto importante, notevole, al supporto sottostante. Il 500 e 700 kPa sono invece 2 prodotti che hanno una classe di resistenza nettamente superiore e vengono adoperati in impieghi ben più importanti, dove chiaramente è richiesta una resistenza ai carichi notevole. E gli utilizzi sono i pavimenti industriali, i tetti parcheggio oppure isolamento delle platee di fondazione delle case passive. Chiaramente questo è un mercato che oggi ci sta dando soddisfazioni ed è in notevole espansione. Per quanto riguarda la durabilità del nostro prodotto, del Ravater Mix PSX, possiamo dire che è una durata pluridecennale, in quanto è un materiale che, avendo una struttura a celle chiuse, è un materiale impermeabile, è un materiale che resiste ai cicli di gelo e disgelo, rimane inalterato nel corso del tempo. E inalterato cosa vuol dire? Che oltre a non deformarsi sotto carico, mantiene anche inalterate quelle che sono le caratteristiche di isolamento nel corso del tempo, quindi non va sostanzialmente a peggiorare quelle che sono le prestazioni termiche della struttura in cui viene applicato. Nonostante sia un isolante plastico, possiamo considerare il nostro Ravater Mix PSX come un prodotto sostenibile. Innanzitutto risponde ai requisiti del nuovo decreto CAM, entrato in vigore il 4 dicembre 2022, in cui si stabilisce la percentuale minima di materiale riciclato che deve essere contenuta all'interno di ogni isolante, per cui siamo comunque adeguati alla nuova normativa. Inoltre, nella dichiarazione di sostenibilità nell'EPP
si calcola che l'energia e le emissioni di CO2 adoperate per la produzione dell'XPS sono compensate fino a 100 volte dall'energia e dalle emissioni risparmiate nell'utilizzo del prodotto stesso, in quanto appunto un prodotto isolante. Il Ravaterim XPSX inoltre è consigliato nelle applicazioni più difficili, ovvero dove è richiesta un'elevata resistenza a compressione, dove è richiesta l'impermeabilità, quindi ad esempio nelle fondazioni, dove è richiesta una resistenza ai cicli di gelo e disgelo. In sostanza viene utilizzato dove i prodotti naturali non possono essere adoperati. Quindi anche questo per noi è sinonimo di sostenibilità. Altro particolare che lo rende sostenibile è la sua riciclabilità, pari al 100%, cioè nel momento in cui abbiamo degli scarti di lavorazione sul cantiere, questi scarti di lavorazione possono essere riadoperati, riemmessi nel ciclo produttivo. E infine, ma non meno importante per noi come azienda, la sostenibilità, il riutilizzo degli scarti di lavorazione e l'attenzione verso l'ambiente fanno parte del DNA dell'Aravago. L'Aravago è una multinazionale belga con oltre 60 anni di storia, presente in decine di paesi del mondo, che nasce proprio da un'idea rivoluzionaria, ovvero riciclare gli scarti delle industrie petrolchimiche per dargli nuova vita. Quindi sostanzialmente la sostenibilità, ripeto, fa parte proprio del DNA dell'Aravago, azienda che ho il piacere di rappresentare e che produce il nostro XPSX.